Ad un mese dall'inizio dell'attività di restauro del Battesimo di Cristo, uno dei capolavori di Giovanni Bellini, conservato nella chiesa di Santa Corona, il sopralluogo dell'amministrazione della soprintendenza. È in corso il restauro di una delle opere più importanti e che rendono nota Vicenza nel mondo, il Battesimo di Cristo, un'opera straordinaria del Bellini. Il restauro riguarda sia la pala lignea che l'altare. L'altare è forse meno conosciuto, ma non meno bello e meno importante. Sarà finalmente terminato alla fine di maggio circa di quest'anno e sarà veramente una meravigliosa restituzione del patrimonio culturale della nostra bellissima città. Il monitoraggio del dipinto ha messo in luce distacchi e lacune tali da rendere necessario un intervento conservativo. Il pittore veneziano lo realizzò tra il 1502 e il 1505 e raffigura Cristo con Giovanni Battista a sinistra mentre lo battezza. A destra ci sono le tre virtù teologali. In alto è rappresentato Dio Padre tra cherubini e serafini con la colomba dello Spirito Santo. La scena ha sullo sfondo un paesaggio che rimanda più che alla Terra Santa alla campagna veneta conosciuta dal pittore. Per quanto riguarda l'altare Garzadori, manufatto marmoreo di grandi dimensioni, oscurato da deposito di particolato, sono previste operazioni di manutenzione estetica e conservativa. Durante il restauro, che sarà concluso a maggio, la chiesa resterà aperta con i consueti orari.